Il Consiglio d'amministrazione di Veneto Sviluppo ha esercitato il diritto di prelazione sul 65,98% del capitale sociale di APVS Srl messo in vendita da APV Investimenti, la holding interamente detenuta dall'autorità portuale di Venezia. Detta così potrebbe non significare molto, invece la croceristica a Venezia potrebbe essere davanti ad una svolta. Significa essere andati in maggioranza di una società che gestisce il traffico portuale marittimo dei turisti, dei passeggeri che arrivano attraverso le grandi navi cosiddette. Significa quindi che la Regione si impegna a investire in un settore che avrebbe grosse potenzialità? La Regione si impegna a gestire questa attività sviluppando una partnership strategica con soggetti che hanno comprovate esperienze internazionali. Cosa cambia da domani in questo settore? Ma nel settore auspichiamo che la sezione marittima diventa una struttura maggiormente ricettiva, ovvero dove le persone possano stazionare un po' di tempo anche per consentire un po' di capitalizzare quelli che sono appunto gli spazi, i grandi spazi a disposizione che oggi sono poco utilizzati. In secondo luogo degli investimenti finalizzati a cercare di sviluppare delle soluzioni a basso impatto ambientale con transito delle navi, almeno quelle di grandi dimensioni, su percorsi alternativi senza necessità di dragare ulteriormente la laguna.